Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui presenti alla presentazione del servizio di carpooling dell'Università di Udine. Sono Salvatore Maduzzi, insegno geotecnologie e innovazione al corso di laurea in relazioni pubbliche e turismo a Gorizia. Sono il delegato del rettore alla sostenibilità e tra l'altro vi porto i saluti del magnifico rettore che in questo momento è in Kurdistan, dove il nostro lavoro, ci sono degli scavi archeologici dell'Università di Udine che hanno portato a dei importanti ritrovamenti e quindi si trova lì in Kurdistan in questi giorni. Prima di passare alla presentazione del servizio di carpooling, vi porto via 5 minuti per raccontarvi cosa sta facendo l'Università di Udine, diciamo i principali progetti in atto presso l'Università di Udine sul tema della sostenibilità, e quindi vi ho preparato alcune slide. Chiaramente il nostro diciamo, obiettivo è perseguire i 17 obiettivi della sostenibilità che se volete, ogni volta che li vedo mi fanno tremare le gambe, perché cioè, eliminare la fame, eliminare la povertà, educazione per tutti senza equa ed inclusiva, sono obiettivi che ci siamo tutti quanti impegnati di raggiungere entro il 2030, il che mi sembra abbastanza complicato, anche perché non vedo un impegno da parte di tutti in questa direzione. Però diciamo che questi sono i nostri obiettivi. Noi siamo parte della rete delle università per lo sviluppo sostenibile. Questa rete è composta da attualmente 90 università e da una serie di gruppi che sono qui, gruppi di lavoro che sono qui elencati: cibo, educazione, energia, ai quali che esistono a livello nazionale e si riflettono anche nella nostra organizzazione. Quindi all'interno della nostra università c'è un referente e un gruppo di lavoro per ognuna di queste tematiche, dove cerchiamo di importare ed esportare dalle altre università esperienze e competenze. Partecipiamo a tutte le iniziative della RUS, della rete dell'università, e i nostri, diciamo in questo momento, principali progetti sono sicuramente il portale del riuso, che ormai da più di 4 anni distribuisce a associazioni no profit e alle scuole il materiale che viene dismesso dall'università e che una volta finiva in discarica. Attualmente, cioè ad oggi, sono stati consegnati centinaia di oggetti tra personal computer, monitor, tastiere e arredi vari. Ed è un progetto che è stato esportato da noi e importato dalla RUS, nel senso che diverse università hanno chiesto di aderire, di utilizzare la nostra piattaforma per fare la stessa attività. Abbiamo attivato 3 anni fa un corso di base sullo sviluppo sostenibile che da quest'anno, che fino ad oggi era stato dedicato ed era diciamo orientato agli studenti dell'Università di Udine e anche al personale tecnico amministrativo. Da quest'anno sarà possibile iscriversi anche per gli studenti delle scuole superiori di Udine e per i dipendenti del comune di Udine. Abbiamo fatto un tentativo di esportazione verso realtà diverse dalla nostra, per poi eventualmente in futuro estendere ad altre realtà. Stiamo iniziando a progettare con la regione stiamo mettendo a punto un accordo di programma per il progetto Casa Lavoro in Bicicletta. Quindi è un progetto dove la regione finanzierà sia un piccolo chip di integrazione stipendiale per coloro che abbandoneranno l'auto e verranno a lavorare in bicicletta, finanzierà le infrastrutture presso l'università, quindi tettoie, colonnine di ricarica per bici elettriche, le infrastrutture dove diciamo tenere le biciclette,
e nel caso di riuscissimo a coinvolgere anche il comune di Udine e i comuni limitrofi a Udine, anche il completamento delle opere, diciamo, delle piste ciclabili per raggiungere le sedi dell'Università di Udine. È un progetto che è appena partito, adesso le tempistiche non sono ancora molto non sono chiare, però ci crediamo e ci stiamo lavorando con molto impegno. Abbiamo preso parte a un progetto della Comunità Europea, sempre tramite la regione, che si chiama Noemix, tramite il quale acquisiremo a breve 4 o 5 autovetture elettriche che sostituiranno le autovetture che usa l'amministrazione per la propria normale attività, e verranno installate dei pannelli fotovoltaici e verranno installate delle colonnine di ricarica per queste autovetture, che quindi saranno in condivisione all'interno dell'università. Stiamo facendo, l'università sta lavorando a un piano di riqualificazione energetica dove c'è in progetto nei prossimi mesi la sostituzione di circa 10.000 lampadine e di installazione di pannelli fotovoltaici e installazione di sensori di presenza per fare in modo che si illuminino solo le zone nelle quali è presente qualcuno. Diciamo che questo è diventato molto urgente negli ultimi mesi per la contingenza che si è creata, però è un progetto che è iniziato ormai da 3 anni, quindi era comunque nel piano di lavoro della nostra università. Siccome non siamo dei maghi, non siamo dei geni, non ci possiamo immaginare tutte le persone che dall'Università di Udine escono verso altre università straniere. Abbiamo predisposto un piccolo questionario che al termine diciamo, del periodo all'estero consente di raccogliere le buone pratiche in modo da capire se ci sono delle cose che possiamo importare da esperienze che vengono dall'estero. Abbiamo la settimana scorsa proprio inaugurato un percorso LEAP, dove LEAP sta per Learn, Explore, Achieve and Progress, dove attorno al Polo dei Rizzi sono state installate delle location con delle tappe che accompagnano il cittadino che può autonomamente fruire di questo in un viaggio interattivo sui temi della sostenibilità. Abbiamo una stretta collaborazione con gli studenti, la auspico ancora più stretta. Diciamo che cerchiamo di integrare le loro attività con le nostre e viceversa. Io auspico sempre un maggior coinvolgimento degli studenti, perché purtroppo per loro sono quelli che vivranno i prossimi 30 anni nel nostro ambiente, e quindi tutto quello che non facciamo adesso lo subiranno loro. Quindi ci sono diverse attività svolte dagli studenti. Il gruppo di lavoro di Unius Sostenibile multidisciplinare ha diverse competenze e quindi supporta anche organizzazioni esterne. Qui sono un paio di esempi relativi all'attività che facciamo con Promoturismo, ma lavoriamo anche per aziende. Adesso abbiamo attivato alcuni tavoli di lavoro con alcuni comuni relativamente alle comunità energetiche, quindi vogliamo raccontare e supportare realtà esterne all'università a migliorare il proprio impatto e la propria sostenibilità. Partecipiamo e organizziamo degli eventi, eravamo tra gli organizzatori dell'evento sulla decrescita di Venezia, e abbiamo adesso la prossima settimana ad esempio un evento relativo all'anno europeo dei giovani, che avrà presso la nostra università più di 300 studenti che vengono dalle scuole superiori. E poi siamo arrivati al servizio di carpooling. Ci abbiamo lavorato, diciamo, era un servizio che doveva partire pre-Covid, poi è stato bloccato dal periodo appunto infame, e quest'anno ci siamo impegnati e siamo riusciti a fare in modo che
oggi ufficialmente parta questo servizio. È un servizio che ha come obiettivo quello di condividere l'auto con i propri colleghi. Sembra da questionari fatti che la condivisione dell'auto, che è una cosa che più o meno tutti, insomma, specialmente i giovani, fanno quando vanno in vacanza, quando devono spostarsi, esistono diverse app a livello, diciamo, anche mondiale che vengono utilizzate. Però sembra che sia molto più, evidentemente molto più tranquillo e molto più rilassante il fatto di condividere l'auto con qualcuno che è della stessa comunità, che va al lavoro negli stessi luoghi, che probabilmente ha anche, molto spesso ha anche gli stessi orari, e quindi diventa tutto molto, molto più semplice. Abbiamo fatto una selezione e abbiamo scelto l'azienda Up2Go, che è uno dei fornitori in Italia di questo tipo di servizi, che poi ci racconterà la loro esperienza, le loro competenze e le loro, diciamo, e ci inquadrerà un po' il servizio nell'ambito di quello che sta succedendo sul discorso dello sharing in Italia. E tutto questo deriva da diverse analisi che abbiamo fatto, che hanno portato a questo quadro di sintesi. Il quadro di sintesi, la fotografia che abbiamo fatto a un certo punto 3 anni fa, era che indicativamente oltre 6.000 persone vengono all'Università di Udine per lavoro o per studio, compiendo tra andata e ritorno meno di 50 km, mediamente 47 km. Questo sembra banale detto così, poi facendo le moltiplicazioni diventa abbastanza imbarazzante, perché come vedete si parla giornalmente di 300.000 km, si parla giornalmente di 8 giri della Terra, si parla di 20.000 litri di carburante e di 47 tonnellate di CO2. Se questo lo moltiplichiamo per 365 giorni all'anno, immaginatevi. Allora, se anche riusciamo a impattare con delle percentuali, auspico almeno 2 cifre su questi numeri, di riduzione su questi numeri, abbiamo fatto il nostro, sapendo che siamo una gocciolina in un mare, in un oceano vastissimo, per cui piano piano il nostro obiettivo è quello di stimolare tutti in questa direzione, non soltanto carpooling, ma sostenibilità in generale. E per tutte le altre iniziative vi rimando al sito di Uniud Sostenibile, e adesso chiamerei qui Francesca e Tommaso. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo dei rappresentanti degli studenti del Consiglio degli Studenti. Io sono Francesca Corte, sono la Presidente del Consiglio degli Studenti e sono qui con Tommaso Simaz, il Presidente della Commissione Sostenibilità degli Studenti. Oggi noi vogliamo dare il nostro punto di vista come studenti, come tutta quanta la comunità studentesca accoglierà questo servizio legato alla sostenibilità, e quindi lascio la parola a Tommaso per insomma. Sì, ringraziamo per l'opportunità e siamo convinti che che noi che un rapporto, insomma, fra università e studenti sia fondamentale, soprattutto per queste tematiche che ci toccano da vicino, come si è visto nella partecipazione ai corsi dello sviluppo, per lo sviluppo sostenibile, il corso di base, e la partecipazione comunque a tante altre attività che sono state organizzate. Crediamo che il carpooling e questa applicazione sia una grandissima opportunità che avvicina, diciamo, il nostro Ateneo a quello che per noi sarebbe l'Ateneo ideale, un Ateneo sempre, diciamo, più green, utilizzando questo termine in maniera anche forse impropria, più green e soprattutto più a misura anche di studente, più a misura di persona inserita in un contesto di sostenibilità. Crediamo che questa applicazione darà l'opportunità a noi studenti, ma anche a professori e per parte del personale, insomma, dell'Ateneo, di vivere, diciamo, tutte e tre le esperienze di sostenibilità che sono presenti all'interno dell'Agenda 2030 e che noi crediamo fondamentali e integranti l'una per l'altra. Innanzitutto l'impatto ecologico che questa iniziativa può e deve avere, diciamo, sui consumi legati all'Ateneo, perché veramente molto spesso anche soltanto per pigrizia si utilizza la macchina, e questa è un'opportunità grande per evitare, insomma, di sprecare e di emettere, diciamo, CO2, equivalente CO2, senza una reale motivazione.
Ci premano però anche gli altri due punti fondamentali, soprattutto quello economico, che per noi, soprattutto per noi studenti, per i tanti fuorisede, per i tanti studenti che magari hanno anche delle difficoltà, l'impatto economico che questa applicazione può avere sulla vita di uno studente è importante, perché importanti sono i costi per il trasporto e perché è importante diciamo, anche andare incontro e sostenere anche economicamente la vita degli studenti e la sostenibilità per gli studenti. Questa è una via alternativa che è di assoluto interesse per la comunità studentesca. E ultimo, ma sicuramente non per importanza, al nostro modo di vedere è la sostenibilità, diciamo, a livello sociale. Noi crediamo che questa sia una grande opportunità per sviluppare relazioni e sviluppare interazioni tra noi studenti. Il passare, diciamo, il viaggio insieme, anche soltanto 10 minuti, è un modo piano piano per riavvicinare quella che è la comunità studentesca che purtroppo in questi anni si è ulteriormente frammentata rispetto a com'era a causa del Covid e che ha bisogno, diciamo, sempre di più di interazioni sociali che saranno rappresentate dai vari eventi, anche promossi appunto da Unione Sostenibile, ma questa dell'applicazione, della possibilità di viaggiare insieme, come in parte già si fa, è un'opportunità in più. E quindi crediamo che questo triplo, diciamo, impatto a livello della sostenibilità per noi studenti sarà molto importante e facciamo, diciamo, un invito a tutti anche i nostri colleghi collegati, i nostri colleghi, le nostre colleghe collegate e in generale lo ribadiremo insomma su tutti i social, su tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo, è di scaricare l'applicazione e di, diciamo, pensare al nostro pianeta quando si decide di fare una scelta che può essere rinunciare a tornare a casa subito e aspettare per dare dei passaggi a delle persone, che può essere fermarsi un'ora in più e evitare di prendere sulla macchina per sfruttare il passaggio di un'altra persona. Siamo convinti, insomma, che tutti insieme si possa fare un vero cambiamento e che questa sia una grandissima opportunità, insomma. Sì, ovviamente noi come Consiglio degli Studenti cercheremo insomma di essere un po' gli aprifile in questa iniziativa e cercheremo appunto, come ha già detto Tommaso, di comunicarla a tutti quanti, a tutta quanta la comunità studentesca e ci auguriamo insomma che possa prendere piede il più presto possibile e che sia uno degli esempi che noi studenti, che un esempio virtuoso insomma per tutte le attività di sostenibilità che potremo fare in futuro, anche come magari l'implementazione di altre soluzioni di micromobilità, magari per tragitti più vicini, come possono essere insomma più piste ciclabili che colleghino le sedi dell'università o magari l'utilizzo di altri mezzi di micromobilità, insomma. Quindi vi ringraziamo, il professor Amaduzzi, insomma, per tutte quante le iniziative in cui ci coinvolge come studenti, come consiglio degli studenti e insomma, alla prossima. Grazie a voi. Allora, passiamo la palla a Up2Go. Puoi iniziare, Simona. Vi ringrazio. Allora, prima di tutto mi presento, io sono Simona Barone, sono il General Manager di Up2Go e in prima battuta vorrei ringraziare l'Università di Udine, il professor Amaduzzi, il magnifico rettore e tutti i partecipanti a questo momento per averci dato la possibilità di entrare a far parte di questa progettualità che avete visto è già molto ricca e ci fa molto piacere anche sentire l'entusiasmo e la volontà di renderla una best practice. Quindi lato nostro, diciamo così, siamo molto contenti di far parte di questo sistema di iniziative. Prima magari di raccontarvi più nel dettaglio di che cosa si tratta, mi riaggancio ad alcune delle informazioni che sono state condivise per darvi anche un po' uno spaccato sulla mobilità sostenibile e sul perché la mobilità sostenibile ha un peso rilevante all'interno dei discorsi che stiamo oggi facendo, quindi sulle tematiche della sostenibilità, ma anche sulla nostra vita, diciamo, di esseri umani. Partirei fotografando velocemente, ampliando un po' la nostra lente di ingrandimento per guardare l'Italia e capire che cosa facciamo come italiani in auto. Ad oggi, dalle ultime statistiche, è stato mappato un parco circolante automobilistico in Italia di circa 39 milioni di auto. Questo vuol dire che ogni famiglia ha a disposizione circa 1,6 autovetture, quindi un po' più di un'auto e mezzo a famiglia.
Oltretutto di questo parco auto a zero emissioni nel 2021 si mappava solo lo 0,3%. Vi do un altro indicatore: oltre quasi la metà dei veicoli circolanti, di quei 39 milioni, in realtà non solo non sono ad emissioni zero, ma sono anche inferiori all'Euro 4. Per cui, facendo un rapido calcolo, a questo tasso di rinnovo del nostro parco auto si stima che per rendere il parco auto sostenibile in Italia ci vorrebbero 26 anni. Capite bene che non può essere questa una soluzione per le progettualità e le ambizioni che abbiamo visto a livello europeo, a livello mondiale, ma anche a livello nazionale. Oltretutto, allargando di nuovo rispetto anche ai dati che avete visto, avete fatto una misurazione molto puntuale, mi complimento per questo, di quella che è diciamo così la percorrenza e le implicazioni della popolazione universitaria. Sappiate che anche a livello nazionale mediamente ci sono degli indicatori che sono altrettanto importanti, perché mediamente ci spostiamo per 3 volte al giorno, mediamente sono 27 chilometri percorsi, 154 i minuti trascorsi in auto, con una media di 5,16 euro a spostamenti, ovviamente costo che oggi ormai andrà riattualizzato visto le dinamiche del caro benzina a cui stiamo assistendo. Se questi numeri, che sono una media del totale Italia, li riproporzionate su quelli che sono gli importanti dati rilevati per la vostra realtà, capite bene come ci sia veramente un grande impatto di quello che stiamo dicendo. Oltretutto, se non bastassero quelli che sono gli indicatori di tempo e di costo, la mobilità sostenibile in realtà ha un obiettivo ancora più alto, che è quello del vivere meglio. Perché? E questi che vi riporto sono i dati a livello europeo che sono stati diffusi appunto sia dall'Unione Europea sia dall'Osservatorio della Sharing Mobility, che è espressione del MIMS e del MITE qui in Italia. Oltre il 70% delle emissioni inquinanti che respiriamo ogni giorno in un contesto urbano deriva proprio dagli spostamenti veicolari privati, quindi l'utilizzo dell'auto per spostamenti individuali. Questo non è soltanto un problema a livello appunto di inquinamento atmosferico e quindi respiratorio, ma si collega a tutta un'altra serie di patologie che noi stiamo sviluppando come generazione attuale e future, che sono legate al benessere fisico ma anche al benessere mentale. Addirittura si parla di stress da spostamento urbano, e impatta in maniera diretta su tutte quelle che sono i decessi per malattie croniche non trasmissibili. Noi oggi, adesso, al netto diciamo di situazioni contingenti come quella pandemica che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora a strascichi vivendo, in generale oggi la principale causa di decesso non è legata a patologie virali, ma è legata a patologie non trasmissibili, ictus, infarti. Quindi in questo il traffico urbano ha una forte responsabilità. Oltretutto, per tornare di nuovo al punto economico, 5.400 euro è il costo medio di un'auto in un anno, quindi al netto degli spostamenti il veicolo in sé ha un costo, e di questo costo pensate che quasi 4.000 euro sono costi sommersi, per così dire, quindi la svalutazione, il finanziamento, le tasse, senza contare il fatto che per la maggior parte del tempo l'auto è parcheggiata, perché se riprendiamo gli indicatori di prima, in 24 ore medie di una giornata, di fatto l'auto passa quasi totalmente la giornata parcheggiata, quindi occupando anche dello spazio, oltre a essere appunto un costo. In tutto questo, quindi, capite come questa nuova sensibilità della mobilità sostenibile è veramente rilevante ed è veramente all'attenzione dell'Unione Europea come uno dei principali elementi da indirizzare per lo sviluppo sostenibile, e le politiche che in questo momento abbiamo visto svilupparsi anche a livello nazionale abbracciano questo concetto. Per questo motivo il progetto di cui oggi stiamo parlando, quindi in questo caso il carpooling, è uno degli obblighi di legge che sono stati inseriti già da tempo all'interno di quello che è il nostro panorama normativo, per cui è molto importante quello che state realizzando come università, perché assolutamente abbraccia questa pluralità di informazioni di cui vi ho parlato. Arrivando al vivo quindi di quello che è il progetto di Up2Go, qui vedete la schermata principale di Up2Go, perché che cos'è Up2Go? È un'app
È un'app che aiuta a rendicontare gli spostamenti casa lavoro, casa scuola, si chiamano così tecnicamente, effettuati dagli utenti in maniera sostenibile. L'app, grazie alla possibilità di offrire e chiedere passaggi in auto, nel vostro caso, riesce non soltanto a rendicontare ma a calcolare anche l'impatto in termini di CO2 risparmiata, perché banalizzo, se invece di prendere 2 auto abbiamo preso un'auto per fare lo stesso tragitto, per quel tragitto abbiamo dimezzato le nostre emissioni. Ultimo ma non ultimo, grazie ad App2Go è possibile anche ottenere degli incentivi, quindi delle premialità per aver attuato un comportamento sostenibile. Ovviamente qui siamo all'interno della sostenibilità, quindi stiamo sempre parlando di virtuosismi. Parlo velocemente di chi siamo, giusto per presentarci come giusto fare. App2Go è una realtà che è sul mercato da circa 10 anni, è tra i leader del mercato nell'erogazione di servizi per mobilità sostenibile. Abbiamo già collaborazioni attive con numerose realtà del pubblico e del privato. Qui vedete alcuni loghi che ci rappresentano, quindi spaziamo, diciamo, su diversi campi. Questo perché la mobilità sostenibile, come dicevamo, è cross, quindi è qualcosa che ci riguarda proprio come individui. Oltretutto siamo una realtà accreditata che collabora con premi e con partner di primo, diciamo così, di tutto rispetto all'interno del settore, e questo è importante nell'economia poi di creare anche dei progetti a 360 gradi come quello che stiamo strutturando insieme. Concretamente che cosa c'è da fare però per arrivare un po' nel vivo di quello, di come far funzionare questa attività? Per prima cosa bisogna chiaramente scaricare l'app è disponibile sugli store sia per iOS che Android, registrarsi con il codice che vi è stato fornito, quindi che vi verrà fornito dall'università, in modo tale da dichiarare di essere parte della comunità dell'Università di Udine. Importante per voi è utilizzare l'indirizzo email di riferimento, quindi quello, diciamo, proprietario del dominio dell'Università di Udine. A questo punto siete entrati all'interno dell'app, siete utenti registrati, potete iniziare a utilizzarla. Come si utilizza l'app? In maniera molto semplice, si pianifica il viaggio, quindi dal menu principale dell'app è possibile inserire offerte di passaggio, quindi offro un passaggio, o richieste di passaggio, quindi sto cercando un passaggio. Si pianifica lo spostamento, quindi da dove parto e dove voglio arrivare, il giorno e l'ora. A quel punto l'app in automatico fa un matching per individuare quali sono gli spostamenti che sono, come dire, sulla stessa tratta. Si viaggia insieme, si riscattano i premi. Scusa, aggiungo solo ti interrompo solo per una cosa, Sì. dove o l'origine o la destinazione del viaggio deve essere una sede dell'università, quindi non sono, almeno per adesso, poi non lo so, ammessi viaggi che siano che non abbiano o come origine o come destinazione una sede dell'università. Quindi chi andrà nell'app si troverà la lista delle sedi dell'università e dovrà scegliere se sta partendo da lì per andare a casa o se sta partendo da casa per andare a una di queste. Scusa, No, grazie professore per questa precisazione che ci porta esattamente al passaggio operativo. Perché è importante che una sede, quindi che un punto o la partenza o l'arrivo sia la sede universitaria? Perché la rendicontazione è puntuale, quindi a noi interessa monitorare quelli che sono gli spostamenti da casa, da un punto X, all'università e viceversa. Questo ci darà poi modo di avere una rendicontazione, come dicevo, puntuale rispetto agli spostamenti che sono stati effettuati per motivi di studio, e quindi andare poi a verificare quel KPI che ci ha fatto vedere prima il professore rispetto a quanto effettivamente questa attività ha impattato e quindi a quanto siete stati virtuosi all'interno delle politiche di mobilità sostenibili. Qui vedete uno schemino molto banale, però che esemplifica il funzionamento dell'app, che è veramente intuitivo, per cui cosa succede? Una persona inserisce il viaggio casa-lavoro, quindi la prima volta bisognerà settare il tragitto, dopodiché il tragitto rimarrà memorizzato, quindi non c'è bisogno chiaramente ogni volta di settare il tragitto, bisogna settare il tragitto nel momento in cui magari è diverso, cambia, bisogna inserire un tragitto aggiuntivo, però si inserisce il punto di partenza, si inserisce il punto d'arrivo, sono già state inserite all'interno dell'app, quindi ne troverete le varie sedi universitarie, quindi potete individuare quella che è la vostra sede di destinazione.
e si offre oppure si chiede un passaggio. A questo punto, nel momento in cui l'app verifica che i percorsi sono compatibili tra conducente e passeggero, vi mette in connessione, vi chiede se volete effettivamente viaggiare insieme. Quando i due soggetti danno l'ok, il viaggio diventa matchato, come dice in termine tecnico. Avrete una chat interna a disposizione per eventuali comunicazioni operative, sono in ritardo o la macchina rossa o quel che è, e potrete viaggiare insieme. Importantissimo fare check-in e check-out, quindi nel momento in cui si sale in macchina insieme o si arriva, bisogna effettivamente confermare all'app che si sta viaggiando. Questo di nuovo serve per quella rendicontazione di cui parlavamo. Ciascun utente poi avrà a fine viaggio, sempre all'interno dell'app, una sua mini dashboard dove ciascuno di voi potrà effettivamente vedere e misurare quello che è stato il proprio impatto, quindi quanti chilometri sostenibili sono stati fatti, quanta CO2 è stata risparmiata. Di nuovo, perché parlo di CO2 risparmiata? Per quel concetto che dicevamo prima, quindi quanta CO2 non ho emesso proprio per il fatto che ho usato uno strumento di mobilità sostenibile. E vedrete dei crediti. Questi crediti servono poi per riscattare le premialità che sono già direttamente inserite all'interno dell'app. Di che premialità si parla? Stiamo parlando di un'app per la mobilità sostenibile, quindi è importante essere coerenti. Anche le premialità sono premialità sostenibili che possono essere riscattate sulla piattaforma Green Apes, che è una piattaforma appunto che eroga scontistiche e servizi di sostenibilità a 360 gradi. Quindi attraverso App2Go, attraverso i crediti che accumulerete utilizzando App2Go e viaggiando in maniera sostenibile, potrete poi su Green Apes riscattare le vostre premialità e partecipare anche ad un ecosistema di sostenibilità più ampio, che quindi a 360 gradi torna al punto di partenza di cui parlavamo. Io avrei concluso, diciamo, per adesso quello che è la spiegazione di App2Go. Ovviamente noi rimaniamo a disposizione, se ci sono domande sono assolutamente disponibile. E qui vedete un po' di riferimenti con il nostro sito e eventuali riferimenti nel caso in cui ci fosse necessità di approfondire. Spero di essere stata Grazie chiara. Simona. Grazie. Alcuni commenti sparsi faccio in riferimento a quello che dicevano i ragazzi. La prima mail che mi è arrivata dopo che è uscito il comunicato stampa è stata di uno studente che ha scritto bellissimo, più decrescita e più amici, che mi sembra un commento abbastanza interessante, stimolante, carino. Più decrescita e più amici, dove decrescita non è necessariamente una parola con un'accezione negativa, ma può avere anche un'accezione positiva. Poi volevo raccontarvi, dal punto di vista premialità, stiamo ragionando anche a una premialità lato università, quindi in parallelo a Green Apes e a quello che ci sarà oltre Green Apes in futuro, stiamo pensando anche noi all'interno dell'università di premiare ulteriormente le persone che hanno questi comportamenti, diciamo, i maggiori utenti di carpooling. Poi volevo dirvi che da oggi, cioè da un quarto d'ora, è disponibile sul sito Uniud Sostenibile un menu che si chiama Carpooling, sotto il quale troverete un link per il manuale. Io sono contro i manuali delle app, però c'è stato dato e l'abbiamo messo online. Secondo me un'app deve essere una cosa super intuitiva, per cui l'ho provata, è intuitiva, funziona, ho già fatto i primi viaggi, per cui direi che il manuale spero non serva. E un sottomenu che invece vi porta ai link dei due store, Apple e Google, dai quali potete scaricare l'app. Questi link li troverete anche in dei QR code, troverete delle locandine nelle varie sedi dell'università, con locandine relative al carpooling, con un QR code che vi rimanderà direttamente all'app. E poi avevo cercato di stimolare negli ultimi 2 giorni i miei colleghi a inventare un logo e un claim o un nome per questo servizio. Non ho ricevuto risposte, per cui ho pensato, cari Tommaso e cari amici, che dovrete pensarci voi con gli studenti. Quindi farei partire un contest nei prossimi giorni dove dobbiamo immaginarci un App2Go è il logo dell'azienda che produce l'app, ma il nostro servizio deve avere un suo logo e un suo nome. Quindi lì stimoleremo questo. Vi ringrazio tutti, ringrazio App2Go, ringrazio
i colleghi studenti, ringrazio voi che siete stati presenti. Grazie a tutti, scaricate l'app e registratevi e utilizzatela, non scaricatela e basta perché sennò è inutile. Arrivederci, buon lavoro. Grazie Simona. Grazie A voi, arrivederci. Arrivederci.